Io mi chiamo Gesù Guglielmo, sono il presidente dell'Ecomuseo delle Acque di Gemona. Mi sento un po' indegno perché l'Ecomuseo di Gemona, io sono Dio, ma insomma, cerchiamo di fare la nostra vita. Voi sapete, perché già una decina d'anni che questa realtà si muove sul territorio di Gemona e di un gruppo di comuni vicinoli, proprio per cercare di individuare, salvare e valorizzare quello che nel territorio c'è di interessante, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda l'architettura, sia per quanto riguarda le arti, i mestieri e anche la cultura immateriale, cioè quello che riguarda la storia e la realtà del nostro paese. Assieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'ANPI, abbiamo organizzato questa giornata che da un lato ha visto il convegno di oggi pomeriggio di grande interesse. Io non ho potuto partecipare perché ho una serie di impegni a casa che mi bloccano, e questo concerto degli Amici della Brianza, un coro, un gruppo, scusate, musicale che ha desiderato, voluto e realizzato questo cercare di salvare e riproporre, valorizzando le canzoni del loro territorio, non solo del loro territorio ma anche della tradizione italiana. Dopo, stasera per noi faranno una specifica parte per quanto riguarda i cori, le canzoni della Resistenza. Oh
seconda brigata, compagni, già sorge il mattino, l'alba serena di libertà, a volte il fascio repubblica, a volte il fascio sia partigiano, nel segno di falce e martello lottiamo per il popolo nostro. Domani sarà il giorno più bello che noi vivremo in libertà. A volte il fascio repubblica, a volte il fascio sia partigiano. Ricordare che anche la nostra università l'Università del Friuli, che è nata dopo il terremoto, è nata per volontà e per la partecipazione di una grande parte del popolo friulano, a seguito di ben 125.000 figli della Corte. Poi, col terremoto, è stata prodotta l'istituzione dell'Università di Udine. Bene, l'Università di Udine, assieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, 2 anni fa, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ha realizzato un convegno con la partecipazione degli studiosi italiani, i principali studiosi universitari italiani e stranieri, e hanno approfondito il tema della Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli, che assieme a quella della Dossora è una forse più dimenticata, ma che ha prodotto significative decisioni. E a questo proposito
Vi ricordo che domenica sera, nella speciale TG1, verrà trasmesso il filmato DVD di cui dopo vi faremo omaggio, che è intitolato proprio Carne 44, quindi domenica sera 28 alla 23:25. Bene, l'Università di Udine ha prodotto questo studio che è appena uscito dal Mulino e verrà presentato ufficialmente domani al Comune di Udine in sala. Quindi voi avete Neanche prima.